Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Buonasera, di nuovo a voi la linea. Grazie a te, cara Natalia, amici miei, ma non dall'avventura, di nuovo buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Chilometro Zoom, io sono Antonino Danna, lui è Lorenzo Viviani, questa è la puntata numero 1069 del 31 ottobre 2025, venerdì, ma soprattutto noi abbiamo appena ascoltato gli Europe con The Final Countdown 1986 e noi in Europa andiamo subito perché, signore e signori, abbiamo qui collegato con noi niente po' di meno che l'ottimo Marco Campomenosi, vice segretario del gruppo Patriots for Europe. Buonasera e bentornato, caro Marco. Buonasera, ciao, buonasera. Grazie a voi per l'invito. Non esitate a invitarmi, mi fa molto piacere, molto mi permette di sfogare un po' certe frustrazioni rispetto a ciò che vedo a Bruxelles. Grazie. E allora prendi questo sfogatoio, no, assolutamente, ci fa piacere anche perché te riesci a dare, devo dire la verità, ma insieme all'ottimo anche Filippo Pozzi e tante persone che chiamiamo, insomma, dalle frequenze di Radio Libertà, riesci veramente a darci una lettura, vivendo e lavorando a Bruxelles, che non arriva da nessun altro tipo di sistema di informazione. Cioè io su questo devo dire Radio Libertà è un campione, perché noi riusciamo anche a darvi delle notizie come stasera, perché stasera abbiamo parlato del problema della pesca, io e Marco ne abbiamo approfondito, anche abbiamo collaborato proprio sul West Med, no? Che per fortuna all'epoca, Marco, ti ricordi, non fu votato, almeno per quanto riguarda i parlamentari della Lega, però poi ci sono tante altre dinamiche, anche dinamiche che sembrano, non così importanti a livello italiano, ma poi diventano quasi di vitale importanza, come il tema della nuova programmazione della politica agricola comunitaria. Raccontaci cosa sta succedendo a Bruxelles. Voi, prima del nostro intervento c'era il Final Countdown, e a me fa venire in mente un conto alla rovescia fino al 2029, che è la data delle prossime elezioni europee, perché i sondaggi anche delle ultime settimane messi tutti insieme dai diversi Paesi membri, perché avete visto, in Olanda i liberali hanno festeggiato, ma comunque il PPV, il nostro alleato, è primo. Il primo partito per 1000 voti, per poca roba, però è lì. In Repubblica Ceca hanno votato, abbiamo gli amici slovacchi che secondo me entro pochi mesi aderiranno al nostro gruppo, magari se in Ucraina si sblocca un po' di situazione ancora meglio, eccetera, eccetera. Quindi c'è un countdown rispetto a una situazione che inesorabilmente dovrà cambiare, vogliano o non vogliano i partiti di sistema. Il problema è come ci arriviamo al 2029 e se ci arriviamo. Perché il rischio è che su temi come l'automotive magari, ok, torniamo indietro dal full electric, ma ormai è talmente tardi, rischia di essere talmente tardi che anziché guidare tutti macchine cinesi elettriche, guideremo macchine cinesi a combustione se non ci svegliamo. Quindi questo è un tema. E il tema della programmazione, quindi prima parlavate di Final Countdown, a me fa venire in mente il voglio un piano quinquennale, voglio la stabilità, che cantavano
che cantava Giovanni Lindo Ferretti, all'epoca comunista, poi convertito alle nostre ideologie. E in verità la Commissione europea vuole un piano settennale, ancora più ambiziosa dell'allora CCCP, e cominciamo già a lavorare sul 28-34. E cos'è che ha voluto fare von der Leyen? Qui cerco di descriverlo in maniera neutrale. Ha voluto semplificare i circa 40 programmi di finanziamento europeo in una cifra molto inferiore, circa 14 se non erro, facendo una proposta in cui ha messo tutto dentro, e per cui si passa a un bilancio europeo che prima valeva circa 1,2 trilioni a un bilancio europeo che passerebbe a quasi 2 trilioni. E diversi governi hanno già detto: ma state scherzando, di cosa state parlando, eccetera, eccetera. Sapete che c'è il tema della difesa, del finanziare quel tipo di strumenti che vanno in quella direzione lì. E cos'è accaduto sull'agricoltura, o cosa si vorrebbe far accadere da parte della Commissione? Una sorta di fusione rispetto ai piani per la coesione, ai fondi per la coesione, che ha allarmato sia le regioni e anche i nostri governatori, sia il mondo dell'agricoltura. Perché? Perché non ci sarà solo una unificazione dei fondi dove non sarà benissimo messo in maniera chiara che cosa aspetta l'agricoltura e che cosa aspetta le regioni. E regioni virtuose o comunque ben amministrate, come quelle che spesso hanno espresso presidenti della Lega e che speriamo continuino a farlo, hanno la necessità di programmare la loro capacità di spesa. Fra l'altro risorse che spesso non sono neanche così ingenti, quindi devono sapere però quando le possono utilizzare. Pensate al mondo dell'agricoltura, quanto rischia ancora di più essere condizionato, perché di fatto ci sarebbero dei tagli che molti si aspettavano, ci mancherebbe, ma a cui si aggiungerebbe una confusione in più generata da questa fusione di programmazione. In più ci sarà la volontà di introdurre una condizionalità molto forte sull'uso dei fondi, quindi un ulteriore elemento di incertezza. La condizionalità viene e si usa spesso come esempio contro i governi che storcono un po' il naso, che non sono magari sempre d'accordo con la von der Leyen, vedi l'Ungheria, vedi la Slovacchia e altri, e contro i quali Bruxelles vorrebbe per esempio eliminare, su quei pochi temi che restano di competenza unanime o in cui serve l'unanimità, ecco, contro di questi paesi la Commissione europea ogni giorno dice che bisogna superare l'unanimità, eccetera, eccetera. Bene ha fatto il nostro governo recentemente a dire che su questa cosa non bisogna, come dire, non bisogna transigere. E ecco, quindi si va verso una situazione molto confusionaria. Non lo dicono i media, ma fuori dal Parlamento europeo quasi ogni settimana ci sono degli agricoltori che protestano, a Bruxelles vengono presidenti di regioni che protestano. È una situazione assolutamente poco chiara al momento. Tra parentesi, scusami, poi lascio la parola a Antonino, anche una riforma della PAC che ha creato delle grandissime tensioni al Parlamento europeo, perché è stata sconfessata anche, diciamo, da chi sostiene la von der Leyen, quindi è proprio stato, diciamo, quasi un autogol. Poi vedremo come andrà avanti, e poi tutti si fanno andare bene tutto, ma diciamo che insomma c'è stato un bello scossone che come non se ne è parlato assolutamente nel nostro paese, ma diciamo che la politica agricola comunitaria portata avanti dalla von der Leyen, da questa commissione, è stata completamente cestrinata completamente cestrinata, però ha avuto anche un parere negativo un po' di quasi tutto del Parlamento. Ma sì, prima tu hai detto, ma Marco, tu riesci a fare una sintesi, un quadro che difficilmente riusciamo a fare o a trovare altrove, ma è solamente per il fatto che vivendo da Bruxelles direttamente queste cose, riesco a collegarle
una con l'altra e quindi a esprimere a volte dei dubbi o delle perplessità, ed è la ragione per la quale noi della Lega a Bruxelles siamo stati i primi a dire: guardate che l'ETS così com'è non va bene, guardate che quelle cose che state progettando sono a rischio per il sistema produttivo, eccetera, eccetera. Quindi anche quando vi dico che questa von der Leyen sta elaborando un piano da 2 trilioni, vi dico che non sa neanche dove prenderli questi trilioni, perché per esempio sulle cosiddette risorse proprie, cioè praticamente le tasse europee, non c'è una previsione, grazie a Dio aggiungo, sull'aggiunta di nuove tasse. Su strumenti green che servono a tassare l'uso di combustibili che, fra virgolette, inquinano e che poi ricadranno sulla testa delle persone, su voi due, su di me, su tutti coloro che utilizzeranno un'automobile o che oseranno riscaldare il proprio appartamento. E beh, anche su quelli non c'è una previsione chiara, anzi, grazie a Dio ci sono tanti governi nazionali che dicono: cavolo, ma dobbiamo tornare indietro su sta cosa, perché se no le nostre aziende non chiudono, il costo dell'energia è troppo alto nel nostro continente, eccetera, eccetera. Quindi c'è un tema aritmetico per cui prevedere 2 trilioni nell'intervallo 28-34 è un'esagerazione, una follia. E poi ci sono alcuni aspetti politici o geopolitici interessanti. Cioè qualcuno dice che l'Ucraina deve entrare in Unione Europea, ma secondo me alla fine non la faranno entrare o faranno un accordo di tipo differente. Ma la sola Ucraina, di quanti di quei fondi all'agricoltura potrebbe ricevere? Tantissimi, perché è un paese immenso che ha un'agricoltura magari non sviluppata, ma che sarebbe beneficiaria di un sacco di quelle risorse. Quindi quando anche si parla in maniera un po' superficiale di certi aspetti geopolitici, non si tiene conto anche del fatto che la coperta è corta e che la stessa Commissione europea è in grosse difficoltà, al di là del fatto che conserva in Parlamento europeo una maggioranza che non è risicata, ma che ha sempre più difficoltà di tipo politico. Antonio. Ma il punto è proprio questo. Forse questa Europa va cambiata dall'interno e vanno cambiati determinati criteri. Non è possibile che la gente va a votare, vota in un senso, poi viene su una commissione di tutt'altro senso, frutto di manovre di palazzo, che continua imperterrita con questo green, con tutta sta roba qua. E bisogna trovare dei correttivi sostanzialmente. Anche perché, appunto, vedasi la questione ucraina, io ne scrivevo la settimana scorsa su Italia Oggi. Il problema non è aggirare l'unanimità per fottere l'Ungheria, scusate l'espressione non molto bucolica. Il problema è che tu poi dopo crei tutta una serie di precedenti che, per esempio, permettono alla Macedonia del Nord di fregare la Bulgaria, che non vuole la Macedonia del Nord in Europa, la Polonia non vuole per esempio la Moldova in Europa, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, qui non si può arrivare al punto che un capriccio deve condizionare tutta l'esistenza stessa dell'Unione, anche perché o l'Unione è e diventa qualcosa di concreto, qualcosa di vicino alle persone, o continuerà a essere ritenuto una specie di Moloch sovraimposto alle persone che non ha niente a che fare. Scusate, io mi sento italiano, non mi sento europeo. Sì, sì, ma infatti sono sempre più i cittadini che non comprendono neanche lo scopo di queste istituzioni. Se poi aggiungo che l'avvicinamento a una perdita di potere, a un cambio di sistema all'interno delle istituzioni europee o in alcuni governi, pensiamo a quello che potrebbe avvenire in Francia, speriamo presto, allarma ancora di più quella gente e gli fa elaborare delle teorie per me farneticanti e sicuramente antidemocratiche, per cui sempre più con forza vengono chiesti interventi per censurare il web, per limitare la libertà nei media alternativi ai media tradizionali, eccetera, eccetera. E, non ultimo Macron, mi pare 2 o 3 giorni fa. Quindi c'è un tentativo di non volere modificare, di non volere perdere il potere, ma neanche di non volere modificare un sistema di regole farraginoso che rende
non competitivo e non interessante investire nel nostro continente, che poi è questo il tema principale, e che rende sempre più residuale nelle dinamiche mondiali l'Europa. Non ha alcuna centralità rispetto a ciò che per esempio Cina e Stati Uniti si dicono tra di loro, il mondo arabo, l'India, eccetera. E danno la colpa a Orban, danno la colpa ai sovranisti. Semmai è esattamente il contrario. I sovranisti esistono nel momento in cui tutto ciò che c'era prima ha fallito nel nostro continente. Insomma, noi della Lega l'abbiamo sempre detto, specialmente nell'ultima legislatura, che si introducevano norme che rendevano sempre più complesso lavorare, investire, produrre prodotti agricoli, qualità e altro nel nostro continente. Si firmavano accordi commerciali con realtà la cui prima richiesta, per esempio realtà sudamericane, africane o asiatiche, la cui prima richiesta era di penetrare nel nostro mercato con prodotti a basso valore aggiunto, prodotti agricoli, il tessile, vabbè. Quando ho iniziato a lavorare al Parlamento europeo per la Lega, qualcheduno che veniva a difendere il tessile italiano c'era, ora sono tutti morti, a parte chi produce proprio cose da veramente costose che nemmeno Lorenzo Viviani si può permettere di acquistare. Ecco, quindi riusciamo forse ancora a difendere l'agricoltura e sembra che lo facciamo facendo delle battaglie di retroguardia, quando invece è essenziale anche per la nostra identità. E purtroppo a volte, secondo me, nelle capitali si dà un po' per scontato il fatto, vabbè, ma a Bruxelles dicono queste cose, ma intanto noi ci difenderemo, noi faremo un'altra cosa. Invece bisogna, visto che ormai il numero di paesi che vogliono cambiare veramente scusate un attimo che cose... Teams ci sta per tagliare, torniamo subito, scusate. Ok. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Insomma, io questo periodo, lo sapete, è un periodo importante, si parla tanto, io sento anche alla radio, sento le trasmissioni di genuinità, di territorio, però dopo aver parlato di genuinità, scusate, territorio, bisogna mettere gli scarponi a terra, no? Vuol dire che adesso è il momento di vedere se davvero è così. Noi siamo pronti con l'olio nuovo, siamo in raccolta, un olio meraviglioso, che il mondo ci invidia, chi dietro i vichinghi che vengono qua d'estate sul lago di Garda, che riempiono il baule della macchina di olio, di vino, di formaggi, roba genuina, roba buona, roba italiana. L'olio nuovo adesso va assaporato. Io quello che posso fare per voi nel mese di novembre, dicembre, gennaio non lo so, è darvi l'olio nuovo al prezzo vecchio.
84 euro 6 bottiglie da 1 litro, oppure 84 euro 3 bottiglie del fresco di Frantoio e 3 bottiglie del primo novello etichetta nera, quello da usare a crudo, meraviglioso. Il trasporto è gratuito, non lo pagate, ve lo portiamo sull'uscio di casa. Gustate l'olio Acerbis. Chi ci conosce sa di cosa parliamo, chi non ci conosce provi le 3 bottiglie se volete, non è un problema. 3 bottiglie, consegniamo anche quelle in tutta Italia. Chiamate 030 68 40 408, fatelo adesso, oppure visitate olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu e ve sempre a gala. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Di nuovo a voi la linea. Okay. Grazie Natalia, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, Chilometro Zoom, Antonino Danna, Marco Campomenossi, Lorenzo Viviani. Prego, ripartiamo pure, scusate per Vai, Marco, il vai. ritardo tecnico. No, Prego no, Marco. fai dei danni, sei un danno Antonino, vai. No, non è quello. Io mi sono dilungato anche fin troppo, ci mancherebbe, ma quello che vi vorrei dare come sintesi è: c'è un processo molto lungo che richiederà almeno 2 anni sulla futura programmazione e che sta preoccupando il mondo agricolo e il mondo delle regioni, e che non sta sinceramente dando l'idea di portare delle grandi innovazioni che serviranno a quella competitività di cui parla uno che non ha alcuna responsabilità di tutto ciò, che è Draghi, che è uno che passa lì per caso e che non è stato alla BCE per un sacco di anni, eccetera, eccetera, e che oggi dice che cosa bisognerebbe fare, che cosa bisognerebbe cambiare, no? Ecco, quindi questo è un processo che nei prossimi 2 anni dovrà richiedere per forza un impegno forte dei governi nazionali, perché se stiamo a seguire l'attuale e un po' sgangherata Commissione europea, non ne usciamo, perché hanno messo tutto dentro senza assumersi la responsabilità di mantenere un budget europeo su qualcosa di ridotto, più concreto, più semplice, perché poi attenzione, non parliamo neanche di quelle imprese sia nel mondo industriale che agricolo che dicono: ma io non chiedo neanche più di accedere a certi fondi perché è tutto talmente così complesso, certo, che io non ho neanche voglia e tempo da perdere, non posso assumere una persona solo per gestire certe cose. E attenzione, l'anno prossimo parleremo liberamente finalmente di sto PNRR, a cosa è servito, quante cose siamo riusciti a fare che hanno dato un vero valore aggiunto e quante invece non sono servite a un tubo di niente, visto che era il cosiddetto recovery, doveva servire a far partire la crescita dei paesi dopo la crisi del Covid. Non mi pare che abbiamo dei tassi di crescita particolarmente forti, quindi però le condizionalità green che erano state messe lì, che hanno reso tutto così maledettamente complesso perché si potessero spendere quei soldi, vengono quasi allo stesso modo messe nella prossima programmazione. Quindi cosa significa? Sarà ancora più difficile accedere a quei fondi. Allora forse von der Leyen ha detto: metto sul tavolo 2 trilioni che lei non ha, perché sa che è tutto così complesso che intanto le aziende del mondo dell'agricoltura non li useranno? È una domanda che mi sto ponendo, lo scopriremo nei prossimi 2 anni se le aziende nel frattempo saranno ancora vive. Marco, posso aggiungere solo una cosa a quello che hai detto te, a parte che, come dicevi te, il PNRR doveva essere un moltiplicatore di ricchezza, anche se ha pagato paradossalmente qualcosa, ricordiamo, come dicevi te, che era a debito, e quindi quando te prendi cosa a debito deve essere qualcosa che poi comunque ti porta ad avere investimenti, ti porta a produrre e a moltiplicare quella ricchezza che ti è arrivata, a cui dovrai pagare comunque sia una percentuale sopra. Però ecco, mi piacerebbe, e ci diamo il nostro tempo, ti faccio questa riflessione, ti voglio chiamare, qua dalla Frequenza della Libertà ti chiameremo per farti anche metterti, diciamo,
vorrei che ribaltarla. Ecco, noi parliamo sempre qua dell'Europa che non va. Quanto ci perdiamo, la prossima domanda, quindi preparati per la prossima puntata, quanto ci perdiamo se invece avessimo costruito, se domani avessimo la possibilità di costruire un'Europa che invece possa funzionare in maniera diversa. Il potenziale di una serie di stati come Francia, Spagna, Italia, Germania, che lavorano, ma lavorano bene insieme, con diverse velocità, con diverse caratteristiche, ma un sistema. Ecco, quindi io ti lancio questa riflessione, ma non mi spoilerare niente perché ne parleremo magari la prossima volta che ci sentiamo. Questa però te l'ho già lanciata come domanda. Ringraziamo Marco. Volentieri, dico che è ciò di cui anche nei Patriots discutiamo, perché ormai tanti nostri colleghi, amici, alleati stanno cominciando ad avere responsabilità di governo o le avranno presto, quindi questo cerino in mano poi arriva e quindi bisogna insieme ragionare su come superare certe difficoltà. Grazie a Marco Campanosi, sei sempre preziosissimo per tutti noi, viene da dire anche per molti radioascoltatori, perché c'è sempre da imparare qualcosa. Grazie Marco. Grazie a voi, gentilissimi. Grazie. E allora, Antonino, ti saluto anch'io, mi eclisso, come sono arrivato me ne vado, ritorno perché ho fatto una puntata interamente dalla spiaggia, perché camminavo avanti e indietro, adesso al buio rientro e vedo la luce lontana. Cosa sembra quasi un'immagine tipo un po' strana, rivedo la luce, vado verso la luce, vado verso la luce e ci risentiamo però il prossimo venerdì. Io ringrazio Natalia in regia, ringrazio te, sentite che sono anche affaticato perché ho camminato tutto il tempo e ci sentiamo il prossimo venerdì. Mi sta correndo anche il mio bimbo incontro, quindi semmai lo sentite anche in radio, quindi al prossimo venerdì, ciao a tutti! Grazie, ciao Lorenzo, noi chiudiamo, pausa jingle e poi torniamo con il faccia a faccia di questa sera. Avete ascoltato Chilometro Zero. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. A te la linea, Antonino. Grazie tante, cara Natalia. Allora, adesso noi passiamo a parlare dei giovani. Dovete sapere che ieri all'Università LUMSA, Libera Università Maria Santissima Ausiliatrice in quel di Roma, si è tenuto un interessante convegno in occasione del Giubileo dei Giovani e si è parlato degli adolescenti. Pensate, gli adolescenti in Italia sono poco più di 5 milioni, non arrivano manca al 10% della popolazione, eppure sono loro il futuro. Come crescono questi ragazzi? Come diventano adulti? Quali tare si portano appresso da questi anni convulsi? Quali sono i problemi? Io ne ho parlato con uno scrittore molto attento, un professore anche, Eraldo Affinati, e insomma state un po' a sentire che cosa mi ha detto Affinati, che è stato tra i protagonisti di questa serata molto seguita, avvenuta ieri in quel della LUMSA. Stamattina abbiamo tirato un po' le somme. Natalia, vai pure. Allora, il piacere stasera di avere con noi come ospite uno scrittore molto importante, è Eraldo Affinati, che voglio ringraziare per il suo tempo e per la sua cortesia. Tra l'altro, prossimamente lo troverete in libreria con i suoi 2 ultimi libri, Testa, Cuore e Mani, per i tipi della LEV, la libreria editrice vaticana, e poi anche con Per amore del futuro, per le edizioni San Paolo. Ma prima di parlare di questi 2 testi in uscita, io vorrei parlare con Eraldo Affinati di un evento che si è tenuto ieri presso la LUMSA. Si è parlato di mondi adolescenti, una domanda che attende risposta. Affinati era presente insieme a un parterre de roi, Monica Grigiel, che è una psichiatra e psicoterapeuta, il dottor Fabio Bolzetta, giornalista, presidente dell'associazione Web Cattolici Italiani, e poi il magnifico rettore dell'Università LUMSA, Francesco Bonini. Il tema era appunto gli adolescenti, e siamo in una società in Italia
sempre più invecchiata, gli adolescenti sono una minoranza, appena 5 milioni, quindi anche meno del 10% della popolazione. E naturalmente è una generazione che è quella che dovrà gestire il futuro, sono quelli che si occuperanno di noi probabilmente quando saremo anziani e magari anche non autosufficienti. Eppure questi ragazzi vivono a disagio. Dottore, ma allora come stanno i nostri ragazzi? Bah, diciamo che la situazione degli adolescenti spesso viene, come dire, enfatizzata illustrando soltanto i casi difficili, diciamo, quelli che raggiungono le cronache, magari perché per protagonisti di episodi di violenza, anche autolesionistica. Ieri, fra l'altro, c'era anche il professor Stefano Vicari, che appunto è un professore ordinario di neuropsichiatria infantile, e segnalava, diciamo, l'emergenza di questa situazione. Io da insegnante, da scrittore, soprattutto da educatore, per tanti anni ho insegnato lettere negli istituti superiori e in questo momento sono attivo nell'insegnamento dell'italiano agli immigrati, ho di fronte tanti ragazzi che vengono da ogni parte del mondo e devo dire che in ognuno di loro, sia che siano italiani, sia che siano bengalesi o africani o arabi, percepisco le stesse problematiche. È come se un quindicenne, un sedicenne fosse chiamato a rifare nel suo piccolo la storia dell'umanità, come se appunto un adolescente dovesse ogni volta riprovare le maschere del bene, del male, la lealtà, l'onore, l'amicizia, il tema del gruppo, come gestire l'istinto, il desiderio, in che modo orientare i nostri sogni. È difficile questo per un ragazzo riuscire a tenere in piedi tutto questo e allora spesso nei ragazzi più fragili noi abbiamo diciamo così dei compiti irrisolti che tu vedi in ognuno di loro e questo diciamo tuttavia oggi è ancora più complicato dalla famosa, chiamiamola così, rivoluzione digitale, perché siamo tutti immersi in questo nuovo scenario e soprattutto i ragazzi ne sono protagonisti e anche purtroppo a volte vittime. E allora abbiamo ragionato da vari punti di vista come affrontare questa nuova sfida che questi ragazzi incarnano e quindi ognuno dei relatori ha detto la sua e io da insegnante e da scrittore ho cercato di raccontare anche delle esperienze positive che ho intravisto nel corso degli anni su questo tema. Professore, io penso però, visto che lei parla appunto della sua esperienza sia con ragazzi italiani che ragazzi che arrivano in Italia, le vorrei chiedere questo, quanta sovrastruttura non hanno i ragazzi, cioè quanto più, mi passi il termine, sono genuini i ragazzi che vengono da fuori rispetto ai nostri, quanto meno sovrastrutture o problemi hanno rispetto ai nostri, perché un ragazzo che vive in Italia, che cresce in una società dove gli mettono in mano il telefonino, i social, la reputazione social, la solitudine in una stanza con un computer e tutto il resto, sono tutti problemi che io immagino un ragazzo che viene da una realtà poverissima come può essere appunto il Bangladesh, che affronta magari il dramma dell'immigrazione, che conosce sulla sua pelle il razzismo e così via. Ecco, credo che lui non si ponga problemi come quelli appunto della reputazione online o del fatto che visualizza ma non risponde, eccetera, eccetera, eccetera. In cosa si assomigliano e in cosa differiscono sti ragazzi? Diciamo che questi ragazzi che vengono da mondi lontano dal nostro, tuttavia sono lanciati verso il nostro mondo e quindi quando arrivano vorrebbero immediatamente, questi quindicenni, questi sedicenni africani, bengalesi, diventare come noi, come i loro coetanei italiani. Li vedi che sono già in qualche modo lanciati verso il mondo che noi ai loro occhi rappresentiamo e allora per me è bello mettere insieme i ragazzi italiani con i ragazzi immigrati. Noi lo possiamo fare nelle scuole Penny Wirton, che è una rete di scuole, sono 65 scuole in Italia, dalla Sicilia, dalla Calabria fino al Friuli Venezia Giulia, sono tutte associazioni dove noi insegniamo gratuitamente la lingua italiana a questi ragazzi e tra i nostri volontari
che lo fanno, e lo fanno in modo 1 a 1, senza classi, quindi un rapporto personale. Non ci sono soltanto gli adulti, non ci sono soltanto diciamo, i pensionati, ecco, a fare questa azione di volontariato, ma noi chiamiamo alla Penny Wirton anche i ragazzi italiani. Li formiamo come piccoli docenti dei loro coetanei immigrati. Allora, per rispondere alla sua domanda, ecco, io vedo in azione i ragazzi italiani che insegnano appunto la nostra lingua ai loro coetanei immigrati, e questo è per me motivo di soddisfazione, vedere che questi adolescenti che si incrociano, si conoscono, si ritrovano alla scuola Penny Wirton e non si sarebbero mai visti se noi non avessimo avuto la possibilità di farli incontrare, riescono a dialogare tra di loro in modo positivo, e questo mi dà speranza, mi dà diciamo fiducia, anche perché molti di questi ragazzi italiani, piccoli docenti come mi piace definirli, non sono quelli che vanno bene a scuola. Molto spesso a scuola alcuni di loro vanno male, sono bocciati, sono indisciplinati, sono ribelli, però quando tu li metti di fronte al loro coetaneo, magari di Dhaka o di Bamako, tu li vedi che riescono a interloquire, ad insegnare, a mettersi in gioco, e allora questo è, ripeto, il segno che non dobbiamo mai perdere la fiducia. Come dico sempre io, diciamo, nessuna generazione è migliore o peggiore di un'altra, ma ogni generazione è diversa, e quindi il compito della scuola, il compito dell'educatore è quello di riuscire a intercettare la nuova mentalità, nuovo carattere della nuova generazione, dei ragazzi che abbiamo di fronte. Ecco, però parlare di adolescenti significa anche parlare di adulti, segnatamente i genitori che li mettono al mondo. Sì. Un mese fa la LUMSA ha pubblicato un sondaggio, 300 ragazzi delle scuole romane, e leggo qui da Tuttoscuola, uno dei dati più allarmanti è che quasi 4 studenti su 10, e questo mi inquieta non poco, con sintomi depressivi dichiarano di subire un'eccessiva interferenza da parte dei genitori, con percentuali più alte tra i maschi nel percepire l'interferenza. Alla domanda "la mia famiglia interferisce troppo con la mia scelta scolastica e professionale", il 30% dei ragazzi risponde sì, rispetto al 19% delle ragazze. Il 29% dei maschi dichiara che la famiglia cerca di imporre la propria idea sulla formazione futura, contro il 15% delle femmine. Inoltre il 24% dei ragazzi afferma che la famiglia tenta di dissuaderli da un percorso sgradito ai genitori, mentre il dato scende al 16% per le ragazze. Infine il 27% dei maschi sostiene che la propria famiglia spinge loro verso certe scelte a scapito di altre, contro il 15% delle femmine. E poi ci sono i famosi genitori elicottero che ogni cosa si mettono in mezzo, intervengono e fanno e dicono. Mi piace citare, anzi mi dispiace citare alcuni recenti episodi che sono diventati veramente quasi paradigmatici di questo genere di genitori, padri e madri che hanno fatto ricorso al TAR perché il figlio dovesse essere promosso con tutti i 10, oppure di recente anche le cazzottate che si danno i genitori o che danno a ragazzi colpevoli semplicemente di aver fatto un'entrata in scivolata sul figlio che deve essere necessariamente Roberto Baggio. Ecco, ma quanto danno fanno sti adulti? Questo è uno dei problemi più gravi che noi scrutiniamo, perché questo mancato accordo, diciamo così, tra scuola e famiglia è uno dei grandi problemi che abbiamo, perché se l'insegnante resta da solo, se non ha il conforto, il sostegno, l'appoggio della famiglia, rischia di non farcela a gestire l'energia tumultuosa dei suoi studenti. Questo è uno dei punti fondamentali, perché quando anche Papa Francesco tante volte ha parlato di nuovo villaggio educativo che noi dovremmo edificare, voleva intendere proprio questo, però il tema è difficile perché oggi gli stessi adulti spesso sono fragili e in qualche modo quando tu vedi i genitori del ragazzo difficile, quando li convochi, quando li conosci, capisci la ragione per cui quel ragazzo ha dei problemi, perché magari viene da una famiglia
insomma con problemi a sua volta, e allora questo significa che l'insegnante non mette le mani soltanto, come dire, sul problema del suo scolaro indisciplinato, ma in qualche modo chiama in causa anche la famiglia, anche i genitori. E allora ecco che ci vuole un maggiore accordo, ci vorrebbe, e per fare questo però non è che possiamo risolverlo dando tutto, diciamo, la responsabilità alla scuola. Cioè il dibattito sulla scuola non dovrebbe essere condotto da specialisti, da addetti ai lavori, dovrebbe essere un dibattito legato al bene comune, quindi un qualcosa che dovrebbe chiamare tutti in causa, non solo gli specialisti. E questo lo dico con amarezza, invece talvolta non accade, e anche le politiche governative non puntano tutto sulla scuola come dovrebbero invece fare, perché la scuola, lo abbiamo visto anche durante la pandemia, è il cemento armato della società. Se non c'è quello, crolla tutto. Quindi su questo noi dobbiamo ancora a riflettere di più. Scusi, professore, ma in una società nella quale siamo a crescita a 1,16, se non sbaglio, di figli per donna, in cui le italiane figli non ne fanno più, le fanno molto tardi per problemi economici e così via, sono quasi sempre figli unici, quindi l'Italia dei Fratelli d'Italia non esiste più, questa è l'Italia dei figli unici d'Italia, verrebbe da dire. Ecco, in una società del genere, in cui c'è chi vorrebbe diventare genitore e non ci riesce perché ormai è troppo tardi, c'è chi lo diventa quasi casualmente, sostanzialmente c'è un'impreparazione a fare il genitore. Ma esiste una patente del buon genitore o esiste una ricetta per diventare genitori? Oppure qui è sempre tentare, provare, vediamo che succede? Ma diciamo che la ricetta secondo me non può esserci, perché ogni ragazzo è diverso, ogni genitore è diverso, e quindi ogni ambiente anche e ogni tradizione, ogni sensibilità comporta ragionamenti specifici, quindi si impara a fare i genitori facendolo e quindi anche sbagliando, perché l'errore fa parte della vita, non si può evitare. Il tema importante è questo della crisi demografica, questo sicuramente comporta un riposizionamento da parte nostra, e noi dovremmo capire che l'immigrazione è necessaria in tanti sensi, non solo in senso economico ma anche in senso anagrafico, in senso esistenziale anche. Questi ragazzi, queste persone che vengono, diciamo, da tutto il mondo, in qualche modo servono a noi, e questo dovremmo riuscire a sottrarre questo tema dell'immigrazione soltanto ad una dimensione di speculazione politica, proprio pensando a questo inverno demografico. Ecco, se noi pensiamo a quello, allora davvero capiamo che solo nel confronto con gli altri ci possiamo arricchire, e quindi possiamo uscire dalla nostra atrofia sentimentale, no? Perché solo nel momento in cui tu metti in campo la tua identità, non te la tieni per te, ma la spendi concretamente, allora questa identità si rafforza e prende vigore. Altrimenti, se te la tieni solo per te perché hai paura che venga minacciata, ecco, rischi questa solitudine, questa povertà spirituale che spesso noi oggi viviamo. È il 2055, io ho 75 anni e qualche acciacco, speriamo di no. Ma che uomini saranno diventati, secondo lei, questi adolescenti, anche quelli del sondaggio della LUMSA? Ma io sono fiducioso, non in mezzo a tutta questo pessimismo che respiro. In realtà, quando vedo i ragazzi, e li vedo sempre ogni giorno, insomma, alla scuola Penny Wilton, vedo sia gli italiani, come dicevo prima, sia gli immigrati, capisco che loro, pur tra tante difficoltà, e ripeto, lo scenario digitale è la cosa più importante, la grande rivoluzione di oggi è quella, però hanno una capacità di ricrescita anche rispetto al trauma, voglio dire.
dire, no? Anche rispetto alla fatica, insomma, alla difficoltà, hanno una capacità di sorprenderti, ecco, e questo mi fa ben sperare. Certo, nessuno di noi può sapere che cosa succederà fra 20 anni, insomma, però vediamo che il cambiamento è stato rapidissimo. Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un cambiamento tecnologico che ha cambiato, che sta cambiando la nostra vita, e certo questi ragazzi che adesso sono adolescenti, saranno i protagonisti veri di questo cambiamento in corso. Insomma, è questione proprio di testa, cuore e mani per educare al futuro, che sono appunto i titoli dei suoi 2 prossimi libri in uscita. Ce li vuole raccontare? Beh, in Testa, cuore e mani è la storia degli educatori che hanno operato a Roma nel corso dei secoli, quindi dai più grandi, voglio dire, da San Paolo, per dire, a San Filippo Neri, da San Giuseppe Calasanzio a Maria Montessori, fino agli ultimi, al maestro Manzi, a Monsignor Chiaro Lebbing, che è il fondatore della Città dei Ragazzi. Questo è stato un libro che mi è stato sostanzialmente commissionato dal cardinale Tolentino, prefetto del Dicastero Vaticano, proprio per raccontare ai giovani del Giubileo quali sono state queste grandi figure, da Sant'Agostino appunto a Sant'Ignazio di Loyola, cosa hanno fatto per educare, in che senso sono fondamentali nella nostra coscienza occidentale. E l'altro lì è Testa, cuore e mani, innanzitutto è un titolo voluto anche dal Papa Francesco, a dire che il vero educatore è quello che ha la testa, cioè il pensiero, il cuore, cioè la passione, e le mani, nel senso che mette in azione le sue idee, non le tiene per sé in modo teorico. E l'altro libro, che in fondo è gemello di questo, si intitola Per amore del futuro, educare oggi, è una sorta di manuale educativo, prende molto, cioè dice molte cose che abbiamo già adesso detto noi in questa conversazione, affronta il tema dell'adolescente disagiato, fragile, no? Che in qualche modo rappresenta il fuoco della controversia, come dico io, affronta il tema digitale, e in questo libro racconto un po' la mia lunga ormai esperienza di insegnante educatore, e anche la storia delle scuole Penny Wheaton, e quindi in qualche modo tengo presente un po' tutti questi temi, soprattutto il tentativo di rinnovare anche la scuola, che non può continuare ad essere basata su quello che io chiamo il vecchio trittico, vale a dire spiegazione, interrogazione e voto. Se noi restiamo ancorati a questo trittico scolastico, rischiamo di perdere molte generazioni. Noi dobbiamo rinnovare lo spazio didattico, affiancare alla lezione frontale degli apprendimenti più laboratoriali, e soprattutto dare a questi ragazzi un'esperienza nuova, un'esperienza capace di in qualche modo far comprendere loro che un conto è l'informazione che tu vedi quando vai su Wikipedia o vai in rete, un conto è la conoscenza che tu hai delle cose. Qual è la differenza? È l'esperienza. Se tu non fai un'esperienza di un concetto vero, quello rischia di perdersi il giorno dopo che tu lo hai appreso. Quindi il tema dell'educazione, come dicevo prima, è un tema che dovrebbe riguardarci tutti, e quindi questi 2 libri ho voluto raccontare, diciamo, in modo anche autobiografico, la mia storia personale, e questi temi, diciamo, all'emergenza di cui abbiamo appena parlato adesso. Professore, per finire, intanto ringraziandola della sua cortesia e del suo tempo, la sera tutti noi abbiamo quei 5 minuti prima del sonno in cui alla fine ci diciamo la verità. Lei che cosa direbbe a un adolescente in quei 5 minuti? Cercherei innanzitutto di conoscerlo prima di dirgli qualcosa, perché non posso dire una cosa valida per tutti, perché ognuno ha una sua parola, quindi io dovrei riuscire a trovare la parola specifica di ognuno di questo ragazzo a cui idealmente penso. Certamente la cosa fondamentale è non perdere mai la fiducia e cercare sempre di realizzare la propria passione interiore. Come si diceva Sant'Agostino, lo definiva il maestro interiore. Quindi io come docente devo spiegare a te chi sei tu e scoprire il futuro a te stesso ignoto.
Allora chiudiamo nel segno della fiducia. Grazie. Grazie a voi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Natalia, alle 19:05 e 45 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1069 di Chilometro Zoom, 31 di ottobre, venerdì 31 di ottobre dell'anno del Signore 2025, e adesso arriva lui, reduce dal Golfo Persico, signore e signori, Ale Musella. Ciao Ale. Ciao Antonino, salve a tutti. E allora com'è andata? Allora, sono molto molto soddisfatto. Sono stati 10 giorni intensi, quelli passati adesso a Dubai e comunque anche ad Abu Dhabi. Allora, Dubai, come ho detto nell'ultima puntata, è il punto nevralgico dal quale in un'ora si può andare in Qatar, ad Abu Dhabi, in Arabia Saudita, in Oman, in Bahrain, per cui quella è la scelta, no, che è stata fatta. Questi 10 giorni sono stati impegnati nel ricreare la rete di contatti che io porto avanti ormai da oltre 35 anni in Medio Oriente, per cui ovviamente è solo il primo passo, però sono riuscito a vedere diverse persone e riprendere le collaborazioni che avevo lasciato un pochino in stand-by. Io nasco come interior designer e architetto in Arabia Saudita, come sapete, oltre 35 anni fa. Ho mantenuto i miei rapporti con il Medio Oriente in tutti questi anni. Oggi mi occupo prevalentemente di arte, per cui ho messo da parte la progettazione e anzi collaboro con tanti interior, per cui non sono un competitor ma sono un complementare con i loro confronti. Per cui anche qua il discorso di aver incontrato interior e costruttori, che sono sempre fondamentali per poi dopo andare a proporre l'arte, che è il punto di partenza di questo nuovo progetto. Per cui Dubai l'ho ritrovata dopo qualche anno splendida, sempre indaffarata. Se parliamo di arte, in questi 10 giorni, tra l'altro ti ho mandato un link di un video che mi è stato fatto da una mia collaboratrice, anzi non è la mia collaboratrice, è Giuseppina Irene Groccia, che è un'artista e un'editrice con la quale collaboro, e mi ha chiesto delle foto e dei video e ha montato un video che racconta in 7 minuti i miei 10 giorni. Ti ho mandato il link, se qualcuno volesse andare a vederlo lo può andare a vedere.
in questi 10 giorni ho cercato, aprendo anche dei Intanto canali... noi stiamo proiettando le foto che mi hai mandato, molto belle tra l'altro. Per cui in questi 10 giorni ho cercato anche di far capire agli artisti che mi seguono e a quelli che erano curiosi, ma anche a semplici curiosi non legati al mondo dell'arte, come si vive a Dubai da una parte, per cui, e poi invece prettamente il discorso artistico sono andato a trovare una ventina di gallerie proponendo video e fotografie e commenti miei per quanto riguarda far capire che tipo di arte si propone a Dubai, per cui le gallerie sono diverse, molteplici, ci sono diversi artisti locali che secondo me meritano attenzione e che in maniera, e questo infatti sono molto contento perché io farò un doppio lavoro, portare artisti italiani negli Emirati e portare anche artisti del Medio Oriente in Italia, e che è una cosa che fanno in pochi. Ho notato tante gallerie locali molto ben strutturate con spazi interessanti che si fissano e rimangono locali. Poi sai, quando parli di locale non è che tu sei a Poggibonsi, sei comunque a Dubai, però non basta. Quello che mi sono reso conto, e per questo sono contento perché è un mio metodo di lavoro che porto avanti da anni, poi può piacere o non piacere, sono molto comunicativo, per me la collaborazione con le gallerie, come ti ho detto, con l'Inquilino, con gli artisti è fondamentale. Invece le ho trovate anche lì un pochino chiuse sotto certi punti di vista, non tutte, per carità, però anche quello che io ho sempre criticato, no? Nelle gallerie italiane dove spesso entri e c'è qualcuno dietro un bancone che neanche ti considera o che non è neanche preparato per raccontarti le cose, mi aspettavo invece di trovare un mondo legato al mondo dell'arte un po' diverso a Dubai, no? Perché è molto più dinamica, invece no. Allora, ci sono diversi settori, Dubai è molto grande, okay? Adesso ci sono circa 4 milioni di persone, è molto grande, per cui ci sono diverse zone che si possono raggiungere in taxi, con l'autista, ma anche con la metropolitana che è sopraelevata, per cui non è necessariamente, non pensiate sempre che uno debba spendere chissà che cosa per muoversi. Dubai offre tante cose, tra cui, anche se la conosci, non per forza devi essere un navabbo per viverci, ma questo è un altro paio di maniche. Per quanto riguarda appunto l'arte, ci sono diversi settori, ci sono mall, all'interno mall sono i centri commerciali grossi, all'interno dei quali ci sono delle gallerie, in quel caso le mall hanno degli orari prestabiliti, per cui la galleria non può chiudere prima di mezzanotte, per cui è molto impegnativo per chi ci lavora dentro, però in effetti c'è molto passaggio. Ora, il molto passaggio non significa molte vendite. Come ti dicevo, quando gestivo e dirigevo la galleria Forte dei Marmi, ovviamente Forte dei Marmi è piccola, durante l'estate c'è un grande passaggio, però anche lì devi prendere il contatto per poi dopo andarlo a sviluppare. Devo dire che la qualità delle persone che io trovavo in Italia e che trovo in Italia interessate all'arte è maggiore, perché lì infatti le gallerie, la maggior parte delle gallerie europee o americane propongono pop art e street, per cui è anche un po' astratto, che sono le cose un po' più facili e meno da spiegare, sono molto a vendita emozionale. Mi piace, poi dopo ci sono vari prezzi, no? Per cui tu entri in certe gallerie dove c'è l'entry level che può essere $3.000, come magari c'è Alec Monopoly, che è gestito da Eden Gallery, che può costare anche $600.000, capito? Per cui è molto variegato il posizionamento. Eden Gallery però per esempio ha molte gallerie in tutto il mondo, per cui è più facile che proponga diverse fasce di prezzo, però sempre rimanendo abbastanza nel pop. A Sarcali invece, che è una zona molto particolare che sta crescendo, che è piena di capannoni che invece sono diventati piano piano un po' come la So, mi piace definire la So di New York, per cui piano piano chi vuole parlare di arte va da quelle parti, perché i capannoni sono a tutta altezza, molto ampi, per cui perfetti per una galleria, e poi ci sono tante gallerie, tanti anche negozi di arredamento e qualcosa di moda, per cui è un centro dove la gente, se va, comunque è più facile che entri in galleria. Ecco, la selezione delle gallerie mi fa pensare, cioè, mentre nei centri commerciali entrano un po' tutti, quando invece devi andare in quelle zone, chi entra magari non entrano 100 persone al giorno, però sono un pochino più specifici. Per cui già il fatto di spostarsi in una zona che non è prettamente centrale, Dubai ha tanti centri per carità, però
non è in un centro commerciale per cui vai lì apposta, è una cernita naturale, significa che comunque chi va ha il piacere di esserci andato, perché vuole comunque trovare qualcosa di specifico. Per cui insomma questo è il panorama variegato dell'aspetto artistico che può proporre Dubai. A fianco a questo, buona parte del mio lavoro è stato anche improntato sulle pubbliche relazioni, il che significa che se vuoi entrare in contatto con un certo target di persone, è ovvio che vai nei locali, sempre col cliente. Ricordatevi sempre che anche se vedete delle mie foto fuori, buona regola è in qualsiasi ristorante locale, se stai lavorando alle 11:30, come se fossi Cenerentola, prendi e vai via. Per cui anche quando può sembrare che uno si stia divertendo, io lascio, mio padre me l'ha sempre detto, lascia che siano gli altri a divertirsi, perché tu la mattina dopo devi essere responsabile di te stesso, devi lavorare e poi ricordati che il cliente può fare quello che vuole, ma tu sei un professionista. Per cui tutti questi luoghi preferisco magari frequentarli, questo è un mio parere, ci sei? Sì, ti sto ascoltando. Sì, è un mio parere, magari durante il sabato o la domenica, per cui vai nei vari beach club, dove comunque pranzi, vedi le persone, anche lì per carità si divertono, però almeno riesci a gestire la giornata in maniera diversa. Quando appunto esco sempre con testa, perché altrimenti Dubai rischia di trascinarti in un vortice che è molto godereccio sotto certi punti di vista, dispendioso sicuramente, anche se poi magari è il cliente che paga, non vuol dire, capisci, non è il discorso quando sei lì per lavorare, che paghi tu o paga lui, il concetto deve essere lo stesso, cioè tu sei lì per lavorare. Poi se ti devi divertire e hai una buona confidenza, questo è un altro paio di maniche. Ma siccome quando io esco, soprattutto in queste prime fasi, è soprattutto per ricreare rete, il mio concetto è proprio quello: frequento qualsiasi posto, non c'è problema, mi invitano fuori, vado volentieri, però sempre con testa, perché il mio consiglio è, vedo tanta gente che arriva, se vai in vacanza a Dubai è giusto che tu ti diverta. Io non sono andato in vacanza, io sono andato per creare un nuovo progetto. Infatti, che ha già delle buone basi e per cui le mie caratteristiche sono decisamente diverse da chi deve andare a spendere soldi in champagne. E questo mi sembra molto chiaro. Senti, ma che panorama artistico hai trovato? Che tendenze, che artisti? Allora, come ti dicevo, pop, molto pop, perché comunque è più immediato. Vi ho sempre detto, anche quando gestivo la galleria, o comunque sempre, che il pop è meno, si chiama pop proprio perché hai poco da spiegare. Ti piace il colore, ti piace il topolino, ti piace il Monopoli, ti piace e lo compri. Sicuramente il portafoglio che c'è a Dubai è più ampio, per cui è più facile che magari da questa famosa vendita emozionale possa arrivare anche a cifre importanti. Detto questo, invece su Sarkal, quella che vi ho detto che è questo nuovo comparto, invece c'è molta più ricerca, per cui sotto quel punto di vista, in alcuni casi secondo me sono anche troppo fissati con i locali. Secondo me, e questo è una parte che io farò con alcune gallerie, di spostare alcuni artisti che ritengo che possano avere un buon successo anche in Italia, perché nel momento in cui tu li proponi, allora Nemo profeta in patria, come succede qua in Italia succede anche là, un emiratino, cioè per cui un abitante degli Emirati, a meno che non sia estremamente campanilista, preferisce proprio andare a comprare qualcosa dell'estero, perché ancora lì non c'è il concetto, non per tutti, del ho comprato un pezzo perché ho capito che cosa c'è dietro, perché sto investendo in un artista che potrebbe crescere. No, compro se ho un buon portafoglio, un nome importante, per dire hai visto cosa c'ho alla parete, poi non capiscono un cazzo di quello che c'è dietro e non gliene frega neanche niente. Questo è il motivo per il quale io mi stupisco sempre, anche qua in Italia, ma soprattutto lì, quando vi ho detto all'inizio di questa trasmissione, sono rimasto un po' basito dal fatto che anche lì entri, non ti seguano. Io posso entrare, fare il giro di 250 metri di galleria, fare le foto, fare i video e uscire e nessuno mi ha detto niente. Allora, sono il primo che dice sempre che non deve andare a stressare le persone, però cazzo, non mi hai chiesto una mail, non hai chiesto chi sono, se sono interessato, mi hai chiesto, voglio dire, cosa stai lì a fare? Capisci? Infatti. Per cui questo da una parte mi è dispiaciuto, dall'altra un po' meno, perché vuol dire che il mio metodo di lavoro è completamente diverso, lì non lo conoscono ancora, o quantomeno non è così utilizzato, e per cui sono convintissimo di poter fare la differenza. Detto questo,
come vi ho detto, Dubai è il punto di partenza. Io, tornando il 15 di novembre, ci sarà Abu Dhabi Arte. Abu Dhabi è un altro dei 7 Emirati, che è a 140 km da Dubai, per cui un'ora di macchina ce la fai, per cui sarò presente in 3 giorni alla fiera. Ci sarà la prima mostra Home Gallery in Star Gallery, che è appunto il nostro progetto, con un artista molto importante, ne parleremo la prossima settimana, italiano, molto molto importante, che appunto verrà per la prima volta e sarà il primo ad esporre da noi in maniera, il primo evento, perché ci sono già tanti artisti che sono da noi, e dopodiché invece a dicembre sarò in Qatar, sempre per un'altra mostra, per un'altra fiera legata al mondo dell'arte, perché il mio concetto, ed è quello anche che ho visto, cioè io conosco anche da vicino galleristi italiani che sono andati, o presunti tali che sono andati negli Emirati, anche lì aprono la galleria, stanno lì, non informano gli artisti di cosa stanno facendo, delle possibilità che ci sono, il video che io ho fatto girare, che mi ha girato Giuseppina Irene Groccia, l'ha fatto perché anche lei, essendo un'editrice, aveva piacere che molti dei suoi lettori capissero come si muove, come si vive un po' a Dubai anche il mondo dell'arte. Ed è per questo che io mi sono improvvisato anche tour operator. Adesso ho fatto una battuta, nel senso che raccontavo anche le piccole cose, no? Il fatto che ci possa essere la piscina nello stesso palazzo al 20° piano, come la palestra interna. Non l'ho fatto per far vedere quanto sono figo, l'ho fatto per farvi capire che il tempo è denaro, e se io devo ipotizzare di andare in palestra a Milano devo perdere 3 ore tra traffico, una cosa o quell'altra. Avendole invece nello stesso stabile, se io mi alzo alle 7 della mattina, alle 7:15 sono in palestra, alle 8 ho finito, alle 8:15 ho fatto la doccia, alle 8:30 sono pronto. Se voglio rilassarmi un attimo in piscina, perché ho mezz'ora di tempo tra un appuntamento e l'altro, prendo, faccio 10 piani, arrivo, capisci? Cioè, per cui non è per far vedere quanto sono figo, è per far vedere come le cose si possono organizzare e poi gestirle in maniera diversa. Poi c'è anche il lusso sfrenato, per carità di Dio, però questo è per far capire che per me il mio modo di lavorare è quello di vendere arte, proporre arte, parlare di arte, ma tenere il rapporto e spiegare che cosa sto facendo anche alle persone che mi hanno dato fiducia. Mentre invece spesso e volentieri le persone arrivano, aprono una galleria e ancora una volta sono lì ad aspettare, ancora una volta non dialogano con gli artisti, ancora una volta non si muovono. Cioè, quando tu vuoi proporre arte è importante che tu ti muova, l'ho sempre detto. Per cui se sei lì devi anche far capire dove vai. Per cui Abu Dhabi, il Qatar, il Bahrain, cioè la gente deve capire, perché poi tramite quello comprende anche come si vive la cultura e poi come si propone, perché propongo certi artisti e non altri, perché non è per tutti, e non è una questione di soldi, non è una questione di quotazione o sei emergente o sei arrivato, è una questione di tipologia di arte. Per cui in Qatar non vendi la stessa roba che vendi a Dubai, ad Abu Dhabi neanche, perché sono molto più integralisti. Per cui però se tu ti muovi e fai capire è un conto, altrimenti la gente fa di tutta l'erba un fascio e pensa che gli Emirati siano tutti uguali. Assolutamente no. Ogni Emirato, ogni Stato ha una sua cultura e un suo modo di leggere l'arte. Questo è quello che sto cercando anche di far capire e che cercherò sempre di comunicare. È partito questo progetto. Molto bene. Senti, questa settimana chi ci segnali come artista? E vai, dai, spoiler, fa niente, non volevo dirlo. Lorenzo Marini. Lorenzo Marini è diciamo, io l'ho paragonato in un testo che ho scritto per un suo catalogo a Andy Warhol. Io lo so che è molto pesante come paragone, però è una persona che ha vinto 512 premi per la sua creatività nel mondo della pubblicità. E già questo 512, ma stiamo parlando di awards, cioè di situazioni, non il vicino di casa che ti ha premiato in condominio, ok? Per cui già questo ti presenta il personaggio. Eccentrico sicuramente, dinamico. Ho avuto la possibilità di presentare una sua mostra a Forte dei Marmi 2 anni fa, siamo rimasti in ottimo contatto e lui è il primo, appunto, che ci ho detto, che verrà e che entrerà in Home Gallery facendo il suo primo evento a novembre, quando io tornerò. Per cui in questo caso stiamo lavorando a questa apertura ufficiale, diciamo così, anche se poi ufficialmente apriremo il 2026,
E questo è quanto. Invece in questo momento sono a Pietrasanta, dove anche qua stiamo aprendo la nostra home gallery, per cui stiamo facendo dei lavori, e anche qua perché per me la cosa fondamentale è la parola collaborazione con gli artisti e con le gallerie. E l'ultima sede che abbiamo, noi avremo una sede a Dubai, una a Pietrasanta e l'altra invece a Mumbai, cioè in India. Benissimo, mi sembra un piano molto ambizioso e molto succoso, quindi a maggior ragione ci sentiremo settimana prossima e vedremo le altre sorprese che hai portato dal Golfo Persico e che stai sognando di realizzare. Grazie ancora. Grazie a te, un abbraccio a tutti. E allora adesso direi che possiamo mandare in onda il Qui Parlamento, stasera con un po' di ritardo, ma voglio ringraziare ancora una volta Ale Musella, il senatore Gianluca Cantalamessa. Una parte di questo paese pensa che la ricchezza la debba produrre lo Stato, questi invece lo devono fare niente po' di meno che le imprese messe nelle condizioni di lavorare nel modo migliore possibile. Ecco il suo intervento in Senato. Vai pure Natalia, grazie. Qui Parlamento. Grazie Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi. Ma io ho sentito dalle banche delle opposizioni le critiche, giustamente dal loro punto di vista, da questo provvedimento, e così come l'ho sentito la settimana scorsa sul PMI. Mi piace ricordare però che su questo provvedimento dal 2009 al 2022 le vecchie maggioranze hanno emanato solo 2 volte una legge sulla concorrenza. Questo governo in 3 anni 3 volte. Lo stesso si potrebbe dire per quel che riguarda le leggi sulle PMI, che abbiamo fatto annuale proprio per poter correggere di anno in anno. La settimana scorsa un mare di critiche dall'opposizione quando in 14 anni hanno avuto la possibilità di fare un provvedimento a sostegno delle PMI e non è stato fatto. Quindi ragionano col senno di poi senza intervenire come avrebbero dovuto fare. E perché non è stato fatto? Perché noi dobbiamo avere il coraggio di dire che in quest'anno, in questo paese, per tanti decenni è mancata la politica industriale. Alcuni amici dell'opposizione potrebbero dire che c'è stata la misura Industria 4.0, che per carità è stata una misura valida, ma diceva mio padre anche un orologio rotto 2 volte al giorno funziona, e quindi che ci sia un provvedimento che abbia sortito gli effetti sarebbe anche ingiusto negarlo. Dicevo, ma perché è mancata una politica industriale? Per 4 motivi principali. Il primo, 68 governi in 76 anni, un governo ogni anno e 2 mesi. Noi in 1 anno e 2 mesi non riusciamo a fare una ristrutturazione di una casa, immaginiamoci a avviare una politica industriale. Mi piace ricordare che questo governo e altri 2 governi centrodestra sono i governi più longevi della Repubblica Italiana, perché il centrodestra è unito da un'unità di valori, di obiettivi, cosa che non c'è nel centrosinistra. Secondo argomento, la politica negli ultimi decenni si è fatta prendere da un'ansia da prestazione, ha legiferato solo in base a ieri, oggi e domani e non ha pensato all'Italia del 2050 e del 2100. Mi piace ricordare l'immane lavoro che sta facendo il ministro Salvini nel cantierizzare tutta l'Italia, facendo partire migliaia di cantieri, proprio perché non si sta pensando a domani e a dopodomani, ma ai nostri figli e ai figli dei nostri figli. Potrei continuare con il fatto che questo paese, per una politica miope del centro-sinistra, ha affidato gran parte della politica industriale all'Unione Europea, Unione Europea che con delle folli politiche green ha ridotto in povertà le industrie italiane e le industrie europee. Mi fa piacere che anche dall'opposizione qui, che è maggioranza a Strasburgo, oggi si diventi critici nei confronti di questi provvedimenti. La Lega è stato il primo partito a dirlo. E da ultimo, e vengo al tema del giorno, c'è una parte di questo paese, della minoranza, che ritiene che la ricchezza la debba produrre lo Stato. Noi riteniamo che la ricchezza la debba produrre le imprese, e lo Stato debba essere di supporto alle imprese, e lo Stato deve solo regolamentare il lavoro che devono fare le imprese. Ed entro nel merito del provvedimento. Per quel che riguarda
Sono tanti i punti importanti che abbiamo varato con questo provvedimento. Abbiamo scelto di concentrare il nostro impegno su un obiettivo chiaro e concreto: migliorare l'efficienza dei servizi pubblici, rafforzare il trasporto pubblico regionale e potenziare il trasferimento tecnologico verso le imprese. Tra i temi principali di questo intervento spiccano il rafforzamento dei controlli sulla gestione dei servizi affidati dagli enti locali, l'introduzione di sanzioni in caso di mancata trasparenza. Introduciamo importanti innovazioni per il trasporto ferroviario regionale e per l'organizzazione degli aeroporti minori, innalzando da 1 a 5 milioni la soglia di passeggeri che consente di accedere a procedure semplificate. Un'altra misura prevista importante nel DL Concorrenza è rivolta al mondo delle libere professioni, più precisamente all'articolo 9. Interviene sul funzionamento delle società tra professionisti. L'obiettivo è quello di eliminare le incertezze interpretative che in questi anni hanno generato numerosi contenziosi all'interno degli ordini professionali. Con norme strategiche come quelle dedicate alle fondazioni per il trasferimento tecnologico intendiamo sostenere l'innovazione, rafforzare le filiere produttive e imprimere un nuovo slancio alla crescita economica del Paese. Tornando al trasporto pubblico regionale, il disegno di legge estende per la prima volta a questo settore tutti gli obblighi di trasparenza e di ricognizione della modalità di gestione degli affidamenti già previsti per i servizi pubblici locali. Rilevanti anche le innovazioni in tema di trasferimento tecnologico alle filiere produttive nazionali finalizzate a favorire la diffusione delle conoscenze nei settori industriali. Il provvedimento interviene poi inoltre anche sull'accreditamento sanitario, introducendo criteri specifici per favorire la concorrenza e agevolare l'attività del tavolo interistituzionale incaricato di definire i requisiti per lo svolgimento delle gare. Il testo prevede anche delle fattispecie sanzionatorie nuove per l'uso professionale di prodotti cosmetici non conformi all'etichettatura o potenzialmente rischiosi per la salute. Tali modifiche, più in generale, mirano a colmare le lacune sanzionatorie oggi esistenti e rafforzare la consumatori e garantire una concorrenza leale nel mercato dei prodotti per la cura della persona. Il disegno di legge pone con forza l'accento sul monitoraggio e sulla trasparenza. Non sono solo dichiarazioni, ma obblighi concreti di pubblicazione, controllo e sanzione. Allargando un po' il discorso, potremmo dire che questo paese negli anni 60-70 è partito con delle privatizzazioni. Pensiamo al mondo delle telecomunicazioni, pensiamo al mondo bancario. E qual era l'obiettivo? Migliorare l'efficienza dei servizi e favorire una concorrenza. È innegabile che in taluni casi qualche azienda abbia abusato della posizione dominante nei confronti di altre aziende, e questo a danno dei consumatori. Ma questo non può andare a danno del libero mercato che tanto ha dato a questo paese, perché c'è qualcuno che vorrebbe tornare a uno statalismo che ha fatto tanti danni nei primi anni '80. E perché dobbiamo continuare su questa strada? Perché questo governo sta dando i suoi frutti ed è bene ricordarlo a noi e a quella parte del paese che fa per l'Italia, sono loro a governare. Velocemente i punti. Società di rating promuovono il nostro paese. Il tasso di disoccupazione è il più basso di sempre. Il tasso di occupazione è il più alto di sempre, anche al sud, anche per i giovani e anche per le donne. La riduzione del deficit, la riduzione dello spread. Per i salari, che si dice che i salari in Italia sono bassi, ed è vero, ma mi piace ricordare che nel 2024 nell'area OCSE, mentre l'area OCSE cresceva dello 0,8, i salari in Italia sono nati del 3,4, e potrei continuare anche con la borsa che ha sfondato, voglio dire, l'indice dei 34.000 punti. Tutti questi dati, non la Lega, non la maggioranza, non il governo Meloni, ci dicono che siamo sulla strada giusta. Per questo convintamente andiamo avanti e per questo votiamo favorevole come gruppo Lega a questo provvedimento. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Natalia, alle 19:34 minuti e 37 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Chilometro Zoom. Beh, avete appena ascoltato Frank Purcell, Manhattan Skyline 1979, una bella cover del pezzo di David Shire del 1976, anzi 77, che è apparsa, o meglio, è stata eseguita nel film La febbre del sabato sera, fa parte appunto della colonna sonora. 0292947222, il telefono è aperto da adesso, 340-670-9659, se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa. Qualcuno ha scritto, a proposito del ponte, un magistrato siciliano che distrugge i sogni di migliaia di suoi concittadini. Tutti zitti i siciliani. Ma guarda, non è questione di stare zitti o meno. Sai com'è? Quando te l'annunciano più volte, lo rinviano più volte, lo fermano più volte, diciamo che un po' di scetticismo lo puoi avere. E a parte questo, comunque la gente lo vuole il ponte, poco ma sicuro. Poi ovviamente vai a vedere i social e trovi i soliti che hanno la bava alla bocca, ma sappiamo tutti che i social sono degli sfogatoi. Il ponte ci vuole. Il ponte ci vuole, siamo favorevoli, per cui aspettiamo che finalmente venga aggirato, anzi venga superato quest'ultimo intoppo da parte della Corte dei Conti, e poi a febbraio dovrebbero partire finalmente i lavori, perché è ora che partano. Io credo che sarà un momento epocale per quanto riguarda la storia del Meridione d'Italia, sarà una grande opera, un'opera che farà bene, dà enorme lustro soprattutto alla qualità e alla serietà dei nostri lavoratori, dei nostri ingegneri, dei nostri progettisti. Vorrei ricordare, perché ogni tanto c'è sempre quello che dice: ah, facciamolo fare ai cinesi così siamo al sicuro. Noi abbiamo costruito l'autostrada del sole, abbiamo costruito dighe in tutto il mondo, abbiamo costruito prodotti tecnologici che ancora funzionano perfettamente, per cui non vedo per quale motivo bisogna affidarsi ai cinesi, per quale motivo bisogna affidarsi a questo o quello. C'è una sostanziale sfiducia nelle capacità delle nostre attività intellettuali, delle nostre categorie intellettuali, che io francamente non mi sento di condividere, perché appunto so che è opera di tanti italiani tutta una serie di prodotti, diciamo così, scoperte, invenzioni che hanno cambiato radicalmente la vita. Faccio presente che il telefono è stato ideato da un italiano, l'energia atomica da un italiano, la radio è figlia di un italiano. Quindi di che cosa dobbiamo parlare? Pensate che quando avvenne la prima reazione a catena nel reattore che era stato costruito a Chicago nel 1942 grazie a Enrico Fermi, la telefonata in codice che fu fatta alla Casa Bianca registrò questa frase:
il navigatore italiano è sbarcato nel Nuovo Mondo. Guarda un po'. Forse perché di Colombo bisognerebbe essere tutti quanti orgogliosi, a differenza di quello che i woke e qualche ignorante come una capra sostiene, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il ponte ci vuole, sarà un volano di sviluppo, sarà un volano di lavoro e naturalmente questo porterà in crescendo anche tutte le altre opere accessorie. Oggi c'è stata la prima corsa del treno Palermo-Catania, ci sono già 38 chilometri di ferrovia raddoppiata e portata in condizioni di alta capacità tra Catania e Centuripe. 38 chilometri su 200, ma non è un lavoro facile da fare nel cuore della Sicilia, e dentro il 2030 quella linea permetterà in 2 ore circa di arrivare fino a Catania, poco meno di 2 ore, circa 1 ora e 3/4 più o meno, e in altri 40 minuti scarsi, 40-45 da Catania a Messina, per poi prendere il ponte e arrivare in Calabria, sull'Italia peninsulare. Allora sì che poi possiamo parlare di portare a alta velocità, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo significa anche viabilità complementare e così via. C'è una tendenza, permettetemi, c'è una tendenza a volere tutto e subito e poi ad avere l'idea che tanto con una ginocchiata risolviamo tutto. Le opere pubbliche non sono frutto di una ginocchiata, non sono frutto di una cosa che tanto basta vedere il tutorial su Facebook o su YouTube e si possono fare. Non è così, non è così. Però è chiaro che pontificare sia uno sport molto praticato in questo paese. In questo paese siamo peraltro molto bravi a dire agli altri come che si sta al mondo, figuratevi se non sappiamo come si spiega agli ingegneri come si deve fare il ponte sullo stretto, come si deve fare l'alta velocità, dove si deve fare, e così via. Ma comunque, 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, il telefono è sempre allo 0292947222, si sono fatte le 19:40 e 30 secondi. Vi dico anche al termine di questa lunga settimana che domani alle 9:35 trattabili avremo con noi Alex Cereda e Giovanna Scaglione, figlia del geniale Franco, uno dei più grandi designer dell'automobile italiana, questo perché appunto il bello lo sappiamo fare e come. Voglio salutare su Facebook Lucia Licini che mi lascia questo saluto, ciao Antonino, ciao a te cara, e naturalmente poi torneremo lunedì con Zoom alle 18:10 trattabili e avremo con noi anche la nostra Carla De Bernardi che continuerà a parlarci dei cammini. Vorrei dire anche un'altra cosa, molto probabilmente lunedì con noi sarà il dottore Santo Gioffre, un medico calabrese che ha scritto questo libro per i tipi di Castelvecchio Editore, tutto pagato sugli sprechi nella sanità calabrese. E vi preannuncio che nel corso della prossima settimana, grazie anche a Pier Vittorio Scimia, stiamo preparando uno speciale sul Venezuela, vista la situazione corrente. E andiamolo a vedere allora, visto che siamo ormai quasi addirittura d'arrivo. Eccoci qua. Intanto l'ANSA batte 1 anno e 3 mesi a Pozzolo per lo sparo di Capodanno, la pena è stata sospesa. Colpevole di porto illegale d'arma, un caso che si è trascinato per oltre 1 anno e mezzo tra indagini, periti e udienze. Tensione nel Mar dei Caraibi, gli Stati Uniti pronti a colpire in Venezuela, ma Trump frena. Maduro ha ancora evidentemente la possibilità di scapparsene da qualche parte. Dal 12 novembre la verifica dell'età per i siti vietati ai minori, da Pornhub a OnlyFans la prima lista dei siti oggetto delle norme Agcom. Con i fascisti nella sede di Fratelli d'Italia a Parma, camicia nera trionferà, Schlein, Meloni tacerà ancora. E poi ancora il paese al voto, i liberali di Jetten hanno vinto le elezioni in Olanda, scrutinio ancora aperto, ma i D66 sono aritmeticamente primi. Infine arrestato chi tese alla trappola Alessandro Coatti in Colombia, una foto ha permesso di arrestare Chiadescò, il biologo italiano. Vediamo che cosa allora sta per succedere
In Venezuela, scrive Lanza, sale alle stelle la tensione nel Mar dei Caraibi, quella che era iniziata come una guerra degli Stati Uniti ai narcotrafficanti venezuelani potrebbe trasformarsi nell'ennesimo fronte di conflitto globale, con Caracas che di fronte alla minaccia USA avrebbe già chiesto aiuto a Russia, Cina e Iran. Dopo settimane di attacchi da parte del Pentagono contro presunte navi della droga al largo del Venezuela e della Colombia, che hanno provocato la morte di almeno 62 persone, raid definiti inaccettabili dall'ONU, ora Washington starebbe pensando a un'escalation con raid mirati su strutture militari nel paese guidato da Nicolás Maduro. Secondo il Wall Street Journal sarebbero già stati identificati gli obiettivi, ma non sarebbe stata presa una decisione definitiva. Tra i potenziali target ci sarebbero porti e aeroporti controllati dall'esercito, usati per il trasporto di droga, ma anche strutture navali. Il presidente è stato chiaro nel suo messaggio a Maduro: smettete di inviare droga e criminali nel nostro paese, ha dichiarato una portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly. Il presidente è pronto a usare ogni strumento a disposizione per impedire che la droga invada il nostro paese. In vista di eventuali attacchi in territorio venezuelano, l'amministrazione americana ha avviato una campagna di sensibilizzazione per presentare Maduro come il capo di un'organizzazione di narcotrafficanti che mira a inondare gli Stati Uniti di droga. In Venezuela abbiamo un narcostato gestito da un cartello, ha dichiarato ai giornalisti la scorsa settimana il segretario di Stato Marco Rubio, che ha assunto un ruolo centrale nella campagna di pressione sul paese. Interpellato ai giornalisti, tuttavia, Trump ha frenato e smentito, almeno in chiaro, di non avere intenzione di attaccare il paese sudamericano. Con questo noi per questa sera abbiamo finito, ci salutiamo con gli Offspring, Why Don't You Get a Job del 1999, ci ritroviamo domani alle 9.35 trattabili per il garage dell'Alfista o se preferite lunedì alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà per Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Grazie per essere stati con noi, felici ogni santi, un pensiero per i nostri cari defunti e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells